oggi facciamo le polpettine con il petto di pollo già lessato. Allora, adesso lo faccio a pezzi e faccio a pezzi anche il prosciutto cotto, perché devo andare a frullare tutti insieme. Frullo prosciutto cotto, petto di pollo lessato e frullo anche il pane, perché siccome è un pane morbido non lo ammorbidisco, lo metto direttamente nel mixer. Un po' più grasso. Polpettine di pollo che potete utilizzare sia come secondo piatto, ma essendo poche e piccoline possono essere utilizzate tranquillamente anche come antipasto in effetti. E prosciutto cotto. Adesso ci vado a mettere 2 generosi cucchiai di parmigiano, un pizzico di sale senza esagerare, che abbiamo già il prosciutto cotto che ha la sua sapidità, noce moscata e adesso le uova. Ok, inizio a mescolare. Ovviamente il mio pollo adesso si è asciugato talmente tanto, perché l'ho cotto e l'ho lasciato lì all'aria un bel po' di tempo, che potrebbe essere necessario aggiungere un pochino che so, di latte per ammorbidire, però io non l'aggiungo subito, vado sempre a valutare prima il composto e poi verifico. Se invece prendete del pollo appena lessato, subito lo utilizzate, sarà ancora molto umido e quindi in questo caso qui andate ad aggiungere un po' di pangrattato. Ragazzi, questa ha preso una consistenza favolosa, direi. Bello, bello veramente. Ma quanto sono belline queste polpettine. Adesso sto facendo le polpettine, voglio fare delle polpettine piccoline, quindi le schiaccio un po' tra le mani, faccio le polpettine, poi le passerò nell'uovo nel pangrattato e le andrò a friggere. Con lo stesso procedimento le potete cuocere anche. Queste qua mi sto ingrandendo, volevo fare polpettine piccoline, adesso mi sto ingrandendo. Con lo stesso procedimento le potete fare anche al forno, perché nel pentolino piccolo ma alto riescono ad entrare praticamente meglio. Adesso io le vado a passare nell'uovo. Ecco. Essendo piccine cuoceranno anche in breve. Per farle al forno le puoi impanare lo stesso chiaramente, poi le metti su una teglia, meglio se rivestita con carta forno, poi le irrori comunque con un filino d'olio, sopra ce lo devi mettere perché considera che dentro non c'è olio, non c'è niente, quindi un filino d'olio sopra ce lo metti e poi le passi al forno. 200 gradi, guarda, 10 minuti queste polpettine cuoceranno, verifica che siano belle dorate, ricordati che il petto di pollo in realtà è già cotto, quindi cuociono presto. Polpettine impanate. Adesso non mi resta che cuocerle. Allora, la prima polpettina è pronta, deve fare la bella dorata, essendo pronta la prima, adesso le altre le posso cuocere più di una alla volta. Adesso so che l'olio è pronto, non ne mettiamo troppe per evitare di abbassare troppo la temperatura. Eccole qui. Ve le faccio vedere, eccole. A domani. Ciao, grazie per la compagnia anche oggi, grazie mille.